Nome di prestigio per l'unità operativa di neurologia di Castelfranco Veneto. A prendere servizio lo scorso settembre come direttrice è stata la dottoressa Roberta Rudà. Presidente dell'Associazione Italiana di Neuro-Oncologia, Rudà vanta un bagaglio d'esperienza di pregio, come dimostrano i tanti incarichi che negli anni ha saputo svolgere al meglio. Castelfranco è stata per me una sfida. Io arrivo da Torino, da un ospedale che ha una lunga tradizione in neuro-oncologia in ambito neurologico, sono neurologa e la sfida è stata proprio quella di portare il modello della neuro-oncologia nella Marca Trevigiana. Un impegno assistenziale e scientifico che si è sviluppato più specificamente nel campo della neuro-oncologia, disciplina che si occupa della diagnosi e terapia dei tumori del sistema nervoso e di complicanze neurologiche dei pazienti oncologici. La neuro-oncologia significa trattamento, diagnosi e terapia di tutti i tumori che si formano nel sistema nervoso, che quindi vuol dire cervello, vuol dire midollo spinale, vuol dire affrontare questa patologia dando delle risposte al paziente a 360 gradi. È un paziente che ha disturbi neurologici. Quindi è un paziente che ha bisogno di essere visitato, che ha bisogno di risposte sui suoi disturbi. Neurologia e neuro-oncologia, due discipline vicine ma differenti che si avvalgono di più professionalità, competenze che l'azienda OS2 già vanta e che possono essere la base di sviluppo di un modello multidisciplinare. La sfida di creare questo modello, che non deve essere necessariamente in una stessa istituzione, no? Perché notoriamente Castelfranco non ha tutto questo, però la Marca Trevigiana, vista in termini più ampi, ha già queste competenze, quindi si tratta un pochettino di ottimizzarle e anche un po' renderle più così attraenti anche per pazienti non necessariamente solo della zona, ovviamente. Una sfida quella portata avanti dalla dottoressa Rudà, che include anche i dottori di domani. Allargare questa disciplina che è così ristretta a pochi centri e possibilmente insegnarla ai giovani, cioè possibilmente creare un futuro.